Allora, l'AMIB è un'associazione che nasce circa una decina di anni fa. Seguiamo in questo momento 2 case famiglia, in particolare nello stato del Maranhão in Brasile, dove ci sono in una i bambini accolti da 0 a 12 anni, nella seconda dai 12 ai 18. Sono bambini che vengono mandati al tribunale normalmente della città di São Luís e che vengono accompagnati possibilmente al reintegro nelle loro situazioni familiari. Abbiamo in tutto il territorio del Maranhão, seguiamo delle adozioni a distanza, circa 1 migliaio di bambini nelle varie comunità. In una comunità abbiamo sviluppato alcuni progetti che sono indicati poi qua sotto, come ad Altamira per esempio c'è una scuola, stiamo cercando di sviluppare una fazenda per cui un gruppo di reintegro nella comunità locale di questo paese. E tutto questo insomma, in qualche maniera sostenuto da un gruppo di volontari qui nel Veneto, nella zona di Varese, e poi alcuni altri gruppi che ci aiutano in Friuli, a Roma, eccetera eccetera. Abbiamo in questo momento a Mogliano e in altre zone di questa area fatto una promozione con i quaderni nelle scuole, per cui molti bambini conoscono l'associazione perché hanno comprato i quaderni e hanno studiato in questi quaderni per mandare un filo e un pensiero. Parlando dell'AMIB, se qualcuno vuole aderire per le adozioni a distanza, intanto può trovare un sito che è www.amibonlus.org, sul quale sono descritte tutte le cose che vengono fatte, tutti i modi in cui si può aderire e sostenere l'associazione, che normalmente si può sostenere tramite delle adozioni a distanza con diversi livelli, ma che comunque insomma, impegnano una famiglia con cifre che possono essere intorno ai 20 euro mensili per poter garantire l'assistenza sanitaria, scolastica e nutrizionale a un bambino in Brasile, oppure attraverso appunto l'adozione dei nostri bambini nelle case, sempre con una quota mensile, semestrale o annuale, che ci permette appunto di organizzare per loro la scuola, i laboratori e la sussistenza poi materiale. Per cui lo ricordo, www.amibonlus.org.